Con Turris Antiqua parte in un certo modo che ha l'amministrazione dei Torri di fare cultura, di fare promozione. È stata inaugurata questa sera alle 18 all'Auditorium San Giovanni di Torri del Benaco Turris Antiqua, la mostra mercato dell'antiquariato in programma fino all'8 giugno. Per l'occasione l'auditorium è stato trasformato in un vero e proprio centro fieristico con esposizioni sia all'interno della sala che nella tensostruttura allestita appositamente nell'area adiacente. L'evento, patrocinato dal comune di Torri del Benaco e da numerosi comuni del territorio, è stato aperto con la presenza di autorità e ospiti istituzionali. Anche la vicepresidente della regione Veneto Elisa De Berti ha visitato nel pomeriggio la mostra mercato, accolta dal sindaco Stefano Nicotra per un'anteprima dell'esposizione. E sono rimasta davvero esterrefatta, perché per quanto sia una mostra comunque contenuta nel suo essere grande, ma è di grandissima qualità, dei pezzi veramente che lasciano senza fiato, è sicuramente un fare cultura che è diverso da quello a cui siamo abituati. Un progetto che l'amministrazione ha creduto parecchio, è alto livello perché mostra il mercato dell'antiquariato, quindi siamo nell'alta epoca e c'è tanta qualità. Una serata di apertura partecipata che segna l'inizio di una settimana dedicata alla scoperta di oggetti d'epoca, pezzi unici e storie da collezionare. Turris Antiqua vi aspetta ogni giorno con ingresso libero.